Ed eccoci qui, siamo con Massimo Cestaro, segretario dello SPCGIL del Veneto, per affrontare, ben arrivato intanto, Buongiorno. che siamo a distanza ma comunque sempre presente, appunto per affrontare la questione della rivalutazione delle pensioni. Ne avevamo parlato in più occasioni, più volte, questa mi sembra che sia la volta definitiva e per fare un po' di chiarezza. Non è tutto così scontato, così semplice come può sembrare, ci sono vari risvolti. È intervenuta la legge di bilancio ha stabilito dei tetti, dei parametri un po' diversi rispetto a quello che voi come sindacato vi aspettavate, giusto? Beh, per la verità non è che ce l'aspettavamo, c'era un decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi noi le comunicazioni che abbiamo fatto ai nostri iscritti, ai pensionati, ma che abbiamo fatto anche nella vostra trasmissione, quindi i dati che abbiamo dato, che abbiamo comunicato, facevano riferimento a un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco, la cosa francamente, diciamo, discutibile, per essere buoni, è che mentre il governo pubblicava il decreto in Gazzetta Ufficiale, che era, diciamo, la trasposizione in forma di legge dell'accordo fatto con il governo Draghi, quindi mentre pubblicavano il decreto in Gazzetta Ufficiale, stavano studiando nuove aliquote per i trattamenti pensionistici. E quelli nuovi che abbiamo visto, perché non abbiamo avuto nessuna comunicazione rispetto a queste novità, quindi le abbiamo lette, sono abbastanza diverse da quelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che ripeto era l'accordo fatto col governo Prodi. Sostanzialmente quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevedeva 3 fasce. Adesso entrare nei meccanismi tecnici diventa un pochino complicato, però diciamo assunto che l'indice di inflazione è il 7,3%, sì. Questo indice veniva applicato integralmente per le pensioni pari a 4 volte il minimo, e questo resta. Poi magari lo vediamo dopo. E poi c'era una rivalutazione del 6,5% per le pensioni da 2100 fino a 2627. Parliamo di lordo. Parliamo sempre di lordo, e una terza fascia che è la rivalutazione del 5,48%, sempre del 7,3%, per le pensioni eccedenti 5 volte al minimo, cioè 2.627 euro. È il caso di dire che questa impostazione risaliva ancora al primo governo Prodi, perché poi i governi che si sono succeduti hanno, chi in un modo, chi in un altro, modificato queste aliquote. Quindi diciamo, quello che noi abbiamo comunicato ai nostri iscritti, ai pensionati, anche attraverso la vostra trasmissione, sono quei numeri che abbiamo appena visto. E naturalmente abbiamo anche espresso un elemento di soddisfazione, perché finalmente si ripristinava un sistema che era stato manomesso per almeno 12 anni. Quello che abbiamo visto invece, e magari forse è il caso di vedere la slide numero 4. Quindi dopo torniamo a vedere cosa prevede la legge di bilancio, sì, le altre le recuperiamo. Sì. Adesso queste sono le nuove percentuali. Intanto si nota subito che la norma precedente aveva 3 fasce, qui le fasce sono 6, e cioè una copertura al 100%, cioè il 7,3%, che è il tasso di inflazione, per le pensioni pari a 4 volte il minimo, quindi questo resta invariato, mentre si vedono delle modifiche importanti, perché quelle che sono da 4 a 5 volte il minimo è l'85%, da 5 a 6 volte il minimo il 53%,
da 6 a 8 volte il minimo il 47%, dall'8 al 10 il 37% e oltre 10 volte il minimo il 32%. Questo significa avere una garanzia, come era sempre stato definito, insomma, per le pensioni pari e inferiori a 4 volte il minimo. Ma naturalmente una minore erogazione di trattamento pensionistico per le pensioni eccedenti le 4 volte il minimo. Però in qualche modo c'è la proporzionalità, no? In base a quanto uno prende di pensione, proporzionalmente a questo punto riceve questo adeguamento. In assenza di possibilità di far di più, è garantito questo, insomma, se non altro. Beh, non è esattamente una proporzione, cioè nel senso che qua bisognerebbe fare un discorso un po' più complicato circa i meccanismi di tutela del potere d'acquisto delle pensioni. Il punto è che le pensioni eccedenti le 4 volte il minimo con questo sistema hanno un trattamento economico diverso e inferiore rispetto a quello che era stato inizialmente preventivato e che era appunto pubblicato in gazzetta ufficiale. Noi possiamo avere qualche esempio, che così si rende l'idea. Chiedo scusa, la slide successiva, quella dove sono quattro esempi, insomma, ecco queste qua. La prima linea sono 2101,52, sono appunto le pensioni pari a 4 volte il minimo. Questo è il lordo. Il netto sono 1.656,95. Con l'incremento del 7,3% si arriva a una pensione netta di 1.750,07 euro. Anche qua bisogna aggiungere un particolare che dice lunga un po' anche sulla farraginosità di questa manovra. Un pensionato che abbia fino a 4 volte il minimo e quindi la rivalutazione piena del 7,3% arriva ad avere appunto un netto in busta, una pensione netta di 1.750 euro. Per il meccanismo che è stato introdotto, se un pensionato avesse anche solo qualche euro in più oltre alla pensione pari a 4 volte il minimo, poiché la percentuale di calcolo non sarebbe più il 100% del 7,3, ma l'85%, quel pensionato, pur avendo qualche euro in più rispetto a 4 volte il minimo, rischierebbe di avere un netto inferiore di quello che c'ha 4 volte il minimo. Quindi a una pensione un pochino superiore 4 volte il minimo c'era il rischio che avesse un netto inferiore, perché la percentuale dell'85% sarebbe calcolata su tutto quanto l'importo. Quindi qui credo sostanzialmente i tecnici del Ministero del Lavoro, dell'INPS hanno ritenuto di dover introdurre una clausola di salvaguardia, cioè comunque gli incrementi non possono essere inferiori diciamo, a quello che è l'incremento minimo. Infatti nell'esempio che abbiamo messo, e cioè chi ha una pensione lorda di 2.120 euro, quindi vedete circa 19 euro in più di quelle 4 volte il minimo, che avesse una pensione netta di 1.669 euro, comunque ha una pensione netta di 1.750,07. Quindi positivo questa cosa, questo è positivo, quindi questa salvaguardia è positiva? Questo è certamente positivo, ma è un correttivo introdotto per il fatto che la manovra è stata fatta male. Ah, ok. Perché il paradosso è appunto che diciamo, basta che uno abbia solo qualche euro in più rispetto al 4 volte il minimo
per effetto di questo qualche euro in più, la percentuale di valutazione è l'85%, non il 100%, quindi quello lì, pur avendo qualche euro in più, rischierebbe di avere un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello che c'ha Allora, qualche volta in meno. avrebbe rischiato, si avrebbe rischiato, perché adesso c'è il correttivo. Avrebbe rischiato, perché adesso c'è il correttivo, per tranquillizzare c'è il correttivo ed è quindi la cosa sistemata. Diciamo, quella che si chiama clausola di salvaguardia, insomma, puoi andare al di sotto di quella cifra. 2.300 euro lordi invece, pensione netta. Non ho sentito. No, stavo analizzando anche la terza ipotesi, così le facciamo tutte in modo che chi ci sia. Esatto. Ecco, diciamo, invece qua si vede che chi ha appunto una pensione lorda di 2.300 euro, quindi un netto di 1.777 euro, ha un aumento a 1.865, ma rispetto al meccanismo che era previsto in Gazzetta Ufficiale ha una pensione ridotta di 14,53 euro al mese, che sono 189 euro all'anno. Così come chi ha 2.600 euro lordi e 1.961 netti avrà una pensione netta di 2.060 euro, ma una minor pensione di 15 e 20 centesimi rispetto a quello previsto in Gazzetta Ufficiale, quindi con una, diciamo, minore entrata pari a 198 euro nel corso dell'anno. E così a seguire, cioè nel senso, più le pensioni sono alte e più, diciamo, è ridotto l'incremento. Certo. Per capirlo ancora meglio, si vede che, direi la slide successiva, quello dove si vede il risparmio dello Stato, è evidente appunto che per effetto di questo meccanismo della minore erogazione di trattamenti pensionistici, nel 23 il risparmio per lo Stato sono 3.535 miliardi e sono oltre 61 miliardi se calcolati nei 10 anni successivi. Perché abbiamo fatto questo calcolo di 10 anni successivi? Perché quando un pensionato ha una minore entrata, un minor trattamento pensionistico, non lo recupera più. Perché non lo recupera più? No, perché non siamo appunto come i lavoratori dipendenti che o attraverso i contratti integrativi o attraverso i contratti nazionali possono recuperare, se hanno potere contrattuale, eccetera, eccetera, gli ammanchi dei periodi precedenti. Per i pensionati questa cosa non è data. Un euro che non prendo questo mese non lo prendo per tutta quanta la mia vita, quindi è una minore spesa da parte dello Stato, che appunto abbiamo provato a calcolarla proiettando nei prossimi 10 anni, cioè dal 23 al 32, e si vede che il risparmio, la minore spesa per lo Stato sono oltre 61 miliardi. Per capire se adesso abbiamo quel parametro che avevamo visto all'inizio, sto chiedendo perché non sono esperta assolutamente, del 7,3%, no? Era legato all'inflazione, giusto? Certo. Se noi dovessimo miracolosamente avere una situazione di inflazione di 1, 0, o come è successo per anni passati, no? Non verrebbe ritoccata al ribasso, resterebbe comunque rivalutata? Certo, questo assolutamente sì. Quindi c'è questa componente qua che è comunque da tenere in conto, giusto? Sì, certo, però questo diciamo è sempre così, nel senso che così come le retribuzioni, anche le pensioni non vanno a ridursi, certo. Anche perché il meccanismo inflattivo è tale per cui difficilmente i prezzi si riducono. Cioè il costo del latte cresciuto del 7% in questo anno rimarrà quel prezzo lì anche nei prossimi anni, quindi diciamo è il meccanismo proprio di tutela delle pensioni che è costruito in questo modo, perché i prezzi al consumo tendono a rimanere inalterati. L'altra cosa che è utile sottolineare, questa è la slide
3, mi pare che Sì, che avevamo sia. saltato all'inizio, cioè cosa prevede la legge di bilancio? Rivalutazione piena del 7,3% Esatto, punto. ecco qua, perché siccome anche qua un po' di stampa dice le pensioni minime sono state portate a 600 euro, questo è vero ma parzialmente, cioè nel senso questo vale solo per il 2023. Cioè? Cosa vuol dire? Che il 2024 tornano indietro? Il 2024 torneranno indietro. Il 2024 la rivalutazione, diciamo questa sorta di una tantum, vedete nel 2023 è l'1,5% per i pensionati fino a 75 anni ed è 6,4% per i pensionati che sono oltre i 75 anni. Per il 23. Sì. Queste sono percentuali che si aggiungono a quelle che abbiamo visto prima, ok? Sì. Per il 2024 invece c'è... Cioè, aspetti un secondo, scusi. Allora, questa percentuale si aggiunge all'adeguamento di cui dicevamo, lei ha detto? Solo per il semplice fatto che hai fino a 75 anni o hai più di 75? Esatto, diciamo sono due trattamenti, chiamiamoli così, una tantum, ok. mentre le percentuali che abbiamo visto prima rimangono inalterate nel tempo, questi sono interventi una tantum. Quindi il pensionato che ha diciamo un trattamento economico pari o inferiore al trattamento minimo, oltre all'incremento che abbiamo visto prima, se ha fino a 75 anni ha 8,46 euro in più al mese, se ha più di 75 anni ha 36,08 in più al mese. Ma questo è sempre un provvedimento una tantum. Per il 2024 questo una tantum è del 2,7 per tutti. E per effetto di questo, di questo meccanismo, come avete come ho scritto sotto, per il solo 2023 il trattamento minimo passa a 599 euro, quindi sono quei 600 euro delle pensioni minime che il governo ha detto, un po' esponenti del governo hanno detto sobre il provvedimento per avere 600 euro per i pensionati. In realtà questi 600 euro sono solo per gli over 75 e solo per il 2023. Quindi anche qua diciamo bisogna sempre stare molto attenti all'informazione, perché quello che passa appunto è che abbiamo rivalutato le pensioni minime a 600 euro. Non è esattamente così, vale solamente per il 2023 e vale per gli over 75. Certo, chiaro. Sempre per avere elementi di chiarezza di informazione. Naturalmente tutte le nostre leghe, le nostre sedi territoriali hanno a disposizione un foglio di calcolo. Il pensionato che volesse capire bene di che cosa qual è la sua pensione si reca presso una delle nostre sedi, basta che abbia il dato della sua pensione lorda del 2022 e automaticamente siamo in grado di dirgli qual è la sua pensione per il 2023. Chiarissimo. Tra l'altro voglio vedere anche, far vedere ai nostri telespettatori l'ultima slide, perché risolve forse un dilemma, che dice: a gennaio non hai visto alcun aumento, perché? Appunto perché siccome c'erano ancora incertezze circa l'applicazione dei coefficienti, tant'è che la normativa che ha diffuso l'INPS a fine anno aveva ancora dei dati provvisori. E quindi diciamo l'INPS ha bisogno di un mese o due per fare esattamente i calcoli, una volta che tutti quanti i numeri e le percentuali sono state definite nella legge di
stabilità, insomma. Quindi per effetto di questo ritardo, insomma, l'INPS ovviamente, se non avrebbe dovuto fare una cosa complicatissima, erogare i trattamenti economici, ma certo, ogni mese poi magari chiedere fare indietro. integrazioni o riduzioni, quindi insomma ha deciso l'INPS di aspettare un paio di mesi, di avere appunto le idee chiare su quali sarebbero stati gli incrementi, per poi dopo procedere ai trattamenti corrispondenti. Ma c'è il recupero del mese o del mese di ritardo? Sì, 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 Ah, sì, quindi sì, viene sì. recuperato, quindi da tenere in conto che quindi ci sarà una cifra superiore per dare il recupero al mese di ritardo, questo è importante, no? Sì, sì, ecco, la cosa un po', diciamo, discutibile di tutta questa operazione, come abbiamo detto anche in altre occasioni, cioè se il governo voleva fare dei risparmi, intanto magari con meccanismi un po' più chiari rispetto a quelli che ho provato a descrivere, mi rendo conto che sia anche difficile, che siano anche temi di difficile comprensione, perché diciamo sono meccanismi abbastanza complicati, quindi si poteva fare una cosa molto, molto, molto più semplice. Ma il problema vero, abbiamo visto prima, diciamo, i cosiddetti risparmi, cioè le minori spese. Certo. Ma se si vogliono fare interventi di questo genere, si possono fare sempre all'interno dello stesso ambito, cioè abbiamo l'impressione che questi 3 miliardi e mezzo risparmiati per il 23 e gli oltre 61 miliardi Sì. risparmiati per i prossimi anni vadano a sostenere per esempio la flat tax per i lavoratori autonomi, o vadano a sostenere quella decina di mini condoni che sono stati fatti. E questa la cosa è francamente inverosimile, cioè se si vuole fare una politica che guardi veramente al sistema delle pensioni in senso lato, bisogna tener conto per esempio delle pensioni di quelle persone, ma che sono prevalentemente donne, che hanno speso tempo di lavoro, o meglio tempo di non lavoro, per i tempi di cura. I ragazzi giovani, ma ormai anche quelli meno giovani, che avendo avuto carriere discontinue rischieranno di avere una pensione da fame, perché in questo paese si sono introdotte tutta una serie di flessibilità nei rapporti di lavoro, e contemporaneamente è stato introdotto un sistema previdenziale pensionistico costruito sui contributi effettivamente versati, quindi con una mano hai precarizzato i rapporti di lavoro e con l'altra mano hai detto e adesso la pensione tua sarà costruita solo ed esclusivamente sui contributi effettivamente versati, quindi creando sicuramente un danno per i pensionati dei prossimi anni. Allora abbiamo chiesto delle pensioni di garanzia, sì, cioè per andare a coprire quelle posizioni che rischieranno, se no, di essere posizioni davvero al di sotto della soglia di povertà. Allora, il ragionamento è questo: se si vogliono fare delle operazioni di risparmio sul sistema pensionistico, intanto magari facciamole con un confronto con le organizzazioni sindacali che ormai rappresentano svariati milioni di pensionati, ma fallo con un criterio che abbia elementi di equità all'interno del sistema pensionistico. Ora, il fatto che lo Stato, che il governo, lo Stato risparmi fino a 60 milioni nei prossimi 10 anni, che questi soldi li investa per ridurre il fisco agli autonomi oppure fare i condoni, francamente è una cosa totalmente inaccettabile, a fronte del fatto che ci saranno delle sofferenze vere nei prossimi anni. Noi rischiamo davvero di avere dei pensionati poveri che, pur avendo lavorato per tutta la vita, però in maniera saltuaria, intermittente o part-time, involontario, o tutte queste varie forme di precarietà che ormai sono diventate la regola in questo paese, quello rischia di avere pensioni straordinariamente povere. Allora è necessario fare interventi a sostegno di queste condizioni.
E questa cosa non l'abbiamo vista. Ora però posso chiedere una cosa, adesso perché siamo anche un po' in chiusura, è vero questo aspetto, però diciamo che questo governo si è appena insediato, c'è sempre tempo di intervenire, cioè in Italia tutto è vero che nulla è definitivo, cioè tutto è work in progress, sì, e questo consola anche l'anima perché abbiamo visto... No, ma io stavo dicendo che appunto è esattamente questo, cioè nel senso che nei prossimi giorni, mi pare il 19, si è previsto un primo incontro tra governo e sindacati proprio sul tema previdenziale. Stiamo a vedere quello che succede, nel senso, è vero quello che dice lei, che il governo si è insediato da pochi mesi, ecco, diciamo, ci sarebbe piaciuto che questo governo avesse mantenuto gli impegni che il sindacato aveva concordato col governo precedente, con Draghi, insomma, che non ci fosse stato un cambio di rotta nottetempo, mettendo in difficoltà anche noi, anche rispetto alla nostra credibilità, che noi abbiamo dato dei numeri, fatto delle informazioni, lo dicevo prima anche attraverso la vostra trasmissione, ma sulla base di un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, insomma, quindi sì, non... Nel nostro paese i conti non tornano mai, purtroppo. Io la ringrazio tantissimo, ha detto delle cose molto molto importanti anche per rispondendo a diverse domande da parte dei nostri telespettatori, quindi invito i telespettatori a rivedere anche questo stralcio di puntata sul web in replica, perché ci sono queste slide che sono molto chiarificatrici, però ad ogni buon conto rivolgersi presso le sedi dello SPCGL, come diceva lei, con almeno il dato pensionistico, il codice fiscale, no, basta per risalire anche alla pensione se non è sì, ma basta anche solamente il dato dell'orlo. Perfetto. Grazie Massimo Cestaro, SPCGL del Veneto, di essere stato qui con noi e grazie a voi. Le auguro buon lavoro naturalmente. Noi ci rivediamo presto con voi telespettatori, ci vediamo dopo la pubblicità invece.